numero di Lancio Story, settimanale di culto tra gli appassionati di storie illustrate, ospita la prima parte di una nuova storia del personaggio Dago ambientata in Sardegna. Lo sceneggiatore dell'episodio è una penna autorevole e sarda, quella di Gianluca Piredda, in servizio. Un racconto sulle tracce di Barbarossa, pirata ottomano che vaga ogni notte per le coste del nord-ovest della Sardegna alla ricerca di un tesoro perduto. Si snoda tra Sassari e Porto Torres, dall'Asinara a Olmedo, la nuova storia di Dago, personaggio a fumetti nato nel 1980 dalla penna dell'argentino Robin Hood e che verrà pubblicata in 4 puntate sul settimanale Lancio Story a partire dal numero in edicola questa settimana. E per questa avventura in 48 pagine, ambientata nella Sardegna a cavallo tra Medioevo e età moderna, la trama è affidata a uno sceneggiatore che quei luoghi li conosce bene. Gianluca Piredda, scrittore e sceneggiatore sassarese che ha costruito una carriera solida anche negli Stati Uniti, grazie a personaggi come Airboy e Warrior Nun, da cui Netflix ha tratto l'omonima serie. I disegni filologici nella ricostruzione delle architetture locali e dei costumi d'epoca sono invece della genovese Silvia Marino. Quello di Dago, che nella sua storia ha fatto tappa in tutto il Mediterraneo, è in realtà un ritorno in Sardegna, dato che solo un anno fa era stato protagonista di un episodio nel centro-sud dell'isola. Ed è un ritorno in grande stile, pubblicato sulla rivista di punta dell'editoriale Aurea, casa di pubblicazione di Dago. Un ulteriore attestato di stima per la professionalità di Piredda, che per questa storia affianca lo staff argentino con un team di altri stimati professionisti italiani. Quale sarà dunque il tesoro di cui va alla ricerca Barbarossa? La risposta è già in edicola.